C'era una volta, tantissimo tempo fa, una donna molto anziana che portava ai bambini più buoni e obbedienti bellissime calze piene di tante cose buone, dolcetti, caramelle e moltissima frutta. Ai bambini che invece erano stati un po' più birichini, portava dei piccoli pezzi di carbone. Sempre a cavallo della sua fedele scopa volante, la sera del 5 gennaio raggiungeva il Panevin di Rua di Feletto. Con l'ausilio di una torcia infuocata, si dirigeva verso l'altissimo campanile, accanto alla chiesa, e saliva tutti i gradini fino ad arrivare alla cima. Una volta raggiunta la parte più alta, 40 metri di altezza, si gettava contro il falò, dando inizio alla tradizionale accensione del Panevin, bruciando simbolicamente il passato e dando un segnale di buon auspicio per l'anno che sta iniziando. E ancora oggi, tutte le persone che ammirano il Panevin guardano con attenzione la direzione del fumo che esce dal fuoco, nella speranza di un anno ricco, fiorente e prospero. Il 5 gennaio è di consuetudine che San Pietro di Feletto saluti l'anno vecchio bruciando il tradizionale Panevin. Mai come quest'anno il suo significato è così attuale. Dimenticare l'anno trascorso e sperare in un anno che ci riporti alla normale vita quotidiana che abbiamo perso. Auguri a tutti e buon anno 2021. Un antico detto dice che piuttosto di perdere una tradizione è meglio bruciare un paese. Quest'anno però innanzitutto la salute. La Proloco di San Pietro di Feletto, nel rispetto delle regole, ha pensato di ideare questo mini Panevin dove praticamente abbiamo, come tutti gli anni, lanciato dal campanile di Rua di Feletto verso il falò la Befana, la quale accesa va ad accendere appunto il Panevin. Quest'anno 2021 è un anno un po' difficile per tutti. Vi diamo appuntamento al Panevin di 2022 dove troveremo di nuovo la pinza, il vin brûlé e tutta la Proloco che vi attende per festeggiare assieme l'Epifania. Da parte di tutto il Consiglio della Proloco un augurio di buon anno e che questo 2021 diventi veramente più normale per tutti noi. Tanti auguri!